Il Festival di Maiano tornerà dunque tra il 23 luglio e il 15 agosto, le novità di questa 61esima edizione. Le novità sono dal 23 luglio, come diceva lei, partiamo proprio con un grosso concerto, un ospite d'eccezione per il nostro festival, è Antonello Venditti che aprirà quest'anno la nostra rassegna, per poi passare attraverso la musica come di consuetudine, e quindi abbiamo i Subsonica, abbiamo Marco Masini, abbiamo Ernia e molta altra musica veramente di qualità. E va anche ricordato che noi diamo spazio anche alle cover band locali, eccetera, quindi ci sarà sempre la possibilità di accedere al festival e ascoltare buona musica. Come si potrà partecipare al festival anche nel rispetto delle misure di sicurezza? Beh, noi fortunatamente l'anno scorso siamo riusciti a farlo e quindi abbiamo un'esperienza già che ci aiuta un po' alla gestione di questo evento. Sicuramente serve rispetto da parte di tutti e sappiamo che il festival e anche la gente adesso ha un po' voglia di uscire, ha voglia sicuramente di venire, divertirsi, e quindi contiamo un po' sul rispetto da parte di tutti e la gestione da parte della nostra esperienza. Gli ingressi saranno contingentati, non c'è la prenotazione, non abbiamo messo un obbligo di prenotazione, comunque ovviamente lo gestiremo sera per sera, strada facendo. Non mancherà poi il premio Pro Maiano che quest'anno sarà assegnato ad Enzo Cainero. Sì, il premio Pro Maiano quest'anno è giunto alla 10ª edizione e sarà assegnato a Enzo Cainero in quanto un nostro conterraneo che ha dato tanto lustro come spirito friulano in Italia, anche nel mondo, perché è l'inventore un po' della tappa dello zoncolan che ormai ha fatto veramente il giro del nostro pianeta. Ultima cosa, Presidente, si sta discutendo di questa abolizione dell'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto nelle zone bianche, eccetto le situazioni di assembramento, di folle e quant'altro. Anche questo aspetto nel festival, come verrà gestito? Beh, verrà gestito sicuramente noi per accedere al festival e transitare attraverso gli spazi, eccetera, l'obbligo ci sarà perché ovviamente solitamente da noi passano parecchie persone, quindi verrà gestito dal nostro personale abilitato all'osservanza delle norme, insomma.